Eccoci qui. Allora, vento di indipendenza in Veneto, dicevamo nei programmi che a volte sono veramente composti da tantissime pagine, quindi insomma è difficile poi andarle a leggerle tutte. C'è un solo punto però quello nel programma di Indipendenza Veneto, davvero solo un punto? Io mi aspettavo una domanda diversa, cioè qual è il vostro programma? No, lei si aspettava 10 punti e mi ha già bruciato la risposta. Indipendenza Veneta si presenta a questa competizione elettorale per il rinnovo di quello che noi vogliamo sia e sarà il Parlamento Veneto Costituente con un solo punto. Un solo punto. Un solo punto perché non vogliamo, auspichiamo che non accada come spesso accade, che i cittadini siano confusi di fronte a una proposta che di solito è molto ampia, molto estesa, con tanti punti e alla fine raramente questi punti vengono rispettati. Un solo punto, o lo si condivide o lo si avversa. Siccome il punto riguarda non l'indipendenza di prima battuta, ma riguarda il diritto che consente ai cittadini di manifestare, come vuole anche la Costituzione all'articolo 21, libera manifestazione del pensiero, la loro scelta sul tema dell'indipendenza, è chiaro che noi riteniamo che largamente vi possa essere condivisione su questo punto, cioè garantire al popolo veneto, a tutti i cittadini di questa regione, di potersi esprimere sul tema dell'indipendenza. O a favore o contro, noi volterianamente siamo d'accordo perché chiunque, anche chi è contrario, possa dirlo, ma guai a impedire, come sta avvenendo in questa Italia, guidata da un partito democratico col punto di domanda, che l'8 di agosto dell'anno scorso, invocando un principio di unità e indivisibilità della Repubblica, che è un principio sul quale si può discutere lungamente, ma certamente non può prevalere sull'articolo 21 della libera manifestazione del pensiero. Noi vogliamo che i veneti possano finalmente esercitare un atto di libertà e di democrazia, che è quello di manifestare la loro scelta per il sì o per il no, ripeto, e noi difendiamo entrambi sul tema dell'indipendenza. Tenga presente che vi sono già segnali molto forti che vengono ignorati non a caso da chi conduce questa Italia ormai destinata al baratro. Il segnale è quello, almeno uno. Il segnale è quello di Ilvo Diamanti dell'azienda sondaggi Demos, che dice che interpellati i veneti su questo punto il 58%, dopo andiamo a vederle il quelle 58% si dichiarano pronti a votare sì su un referendum che ha come domanda dopo entriamo nel merito appunto di quell'ultimo sondaggio, quindi un unico punto, tutto il resto è noia, è conseguente. No, è conseguente, non è noia, è importantissimo, altro che noia, tutto il resto è conseguente e condizionato da questo punto, perché se avremo l'indipendenza avremo per esempio 20.000 milioni di euro di residuo fiscale, avremo meno burocrazia e poi le dirò il resto. Non è convinto Morosin? No, ci sono delle contraddizioni che vengono dalle parole del presidente uscente Zaia, il quale dice dobbiamo prima sfondare tentando ancora di recuperare ulteriori spazi di autonomia e poi se fallisce andiamo a indipendenza. Io osservo, ma è bene introdurla come premessa del dibattito di questa sera, che giusto 2 settimane fa il Parlamento in sede di riforma della Costituzione ha ridotto 20 aree di competenza regionale e in più nel dubbio ha anche introdotto la clausola di supremazia dello Stato. Di cosa parliamo? Questa è dispensare illusioni e raccogliere delusioni. Ma Morosin non vuole governare questa regione, vuole traghettarla verso un futuro assolutamente diverso. No, vuole governarla meglio e vuole addirittura che diventi una realtà sovrana per dar modo di essere protagonisti come i nostri imprenditori, come le nostre aziende sono in grado di farlo nel mondo. L'Italia è un ostacolo. È ragione di morte della nostra impresa, ha tassazioni giugulatorie, ha burocrazia asfissiante. L'Europa viene impedita da questi stati risorgimentali come l'Italia che hanno ancora un centralismo crescente. Questo è il fallimento dell'Italia. Invece San Marino è un grande futuro. Io vorrei rispetto. Le illusioni di cui si parla sono quelli che parlano di autonomia nel momento in cui il loro governo, i loro parlamentari a Roma riducono le competenze delle regioni. Apro parentesi, tra l'altro io sono d'accordo per ridurre le competenze di regioni se parliamo come il Molise, che sono 300.000 abitanti, come un quartiere di Milano. Ma il Veneto ha caratteristiche, ha storia, ha identità, ha economia, ha impresa, ha realtà che può autogovernarsi. Allora smettiamola di dire che bisogna chiedere, intanto chiedete e a Roma fanno l'esatto contrario. Quale autonomia la Moretti viene a chiedere ai Veneti, per i Veneti a Roma, se è vero che il suo governo sta accentrando tutto? Questa è un'illusione, questa è la vergogna. Questo è il punto sul quale la campagna delle elezioni di maggio deve concentrarsi. Fuori i bugiardi,
Mettiamo la realtà sul piatto, gli imprenditori che si suicidano, la gente che non ce la fa più a pagare le tasse, l'IVA sul pellet a 22% e tutte altre, l'aumento delle bollette dell'acqua. Il pellet non ce l'hanno i ricchi, non ce l'hanno coloro che dispongono di mezzi, ce l'hanno i pensionati, i poveri, i disperati. Avete aumentato l'IVA dal 4 al 22%, sì. È una vergogna. Solo l'indipendenza ci libera da questa schiavitù. Questo è uno Stato fallito che vuole farci morire. Non ci stiamo. E il bello è che io ci metto passione, però c'ho razionalità. Qualcosa rispetto alla rappresentanza. Certo. Se il Veneto diventa indipendente, tanto per dare continuità al ragionamento, avremmo immediatamente un commissario europeo, quindi questo territorio avrebbe la voce direttamente nella sala in cui si prendono le decisioni. E il governo europeo, avremmo diritto ad un commissario europeo e avremmo 12. Debito a lei non interessa, questo non sarebbe più un problema del Veneto indipendente. Non ho capito, chiedo scusa. La rata sugli interessi. Non ne abbiamo, se noi non siamo quelli che hanno determinato il debito pubblico, abbiamo un credito di 20.000 milioni di euro, cosa dobbiamo pagare? 2 volte, 3 volte? Non so io cosa mi chiede. Le stavo dicendo comunque avremmo un membro. Io lo so che cosa le ho chiesto, nel senso, a quel punto lei ha fatto una domanda precisa, perché se il Veneto si stacca, diciamo così, dallo Stato nazionale, dall'Italia, deve assorbirsi la sua quota di debito. Questo è opinabile, perché siamo in grado di dimostrare, e non ci sono anche dei trattati internazionali, ma non è questa la sede. Il ragionamento è politico, siamo in grado di dimostrare che non abbiamo mai. Ma per chiarezza anche nei confronti dei veneti, non è che poi a un certo punto ti puoi lavare le mani di una storia che ti vuole da lungo tempo, insomma. La Repubblica Ceca e la Slovacchia, quando sono divisi, in base ai trattati internazionali, sono divisi secondo criteri tecnici, parte del debito pubblico, che entrambe le realtà avevano concorso a determinare. Nel caso del Veneto, se noi dovessimo sederci di fronte a un tavolo per discutere di questo tema, io metterei la pregiudiziale. Calma. Chi ha prodotto sto debito? Noi non abbiamo mai concorso a produrre nulla. Avanziamo 400 miliardi di euro in 20 anni di residuo fiscale. Quindi dover restituire anche quello che non abbiamo prodotto noi sarebbe gravissimo. Ma voglio tornare al fatto di prima, la rappresentanza. Avremo immediatamente un commissario europeo, cioè una nostra figura istituzionale di governo all'interno dei luoghi europei dove si decide, dove si fanno le scelte di governo del futuro dell'Europa. Poi avremo invece che 4-5 parlamentari, perché c'è un collegio attualmente che riguarda anche il Trentino e l'Emilia, avremo tra i 10 e i 12 parlamentari europei. Maggior rappresentanza, maggior voce del territorio, ma questa è la parte minore. La cosa più importante è che avremo leggi più semplici, non avremo la burocrazia asfissiante, non avremo le tasse italiane che ci stanno ammazzando. Perché parlare ancora di autonomia se già è stata bocciata più volte e confermata come anticostituzionale dalla Corte stessa a fine gennaio? Ma se il Veneto fosse indipendente, staccato dall'Italia, quindi cosa cambierebbe? Morosin, lei preferisce che vinca la Moretti o Zaia? La Moretti non gliene frega niente del Veneto. Zaia invece è sempre stato entusiasta per l'indipendenza del Veneto. Partiamo da quest'ultima domanda. A parte che ovviamente Morosin vuole che vinca Morosin. Ma su questo non ci sono tra i due contendenti? Il terzo gode. Il terzo Ma gode, io confido molto sul fatto, ripeto, del sondaggio di Ilvo Diamanti. Se è vero che il 58% dei veneti si è espresso, in un sondaggio ovviamente, dicendo che voterebbe sì in un referendum, a questo punto facciamola vedere la tabella del sondaggio Demos, marzo 2015, la tabella numero 2, per l'esattezza. Adesso la regia ce la fa vedere, così vediamo anche un po' le percentuali, perché la domanda poi, partiamo da questo: il Veneto indipendente, favorevoli in Veneto il 57%, contrari il 41%. La stessa domanda è stata posta poi all'elettorato della Lega Nord, con questi risultati, con queste percentuali. Tra gli elettori della Lega Nord favorevoli l'83%, c'è da chiedersi quel 17% è il dato. Da che cosa viene fuori? Se lo slogan della Lega è sempre stato quello, però insomma una fonte attendibilissima. Dottoressa Lamanda, fornisco un altro dato. Ilvo Diamanti ha riprodotto recentemente questo sondaggio, ma l'anno scorso, a marzo, anzi il 26 le percentuali erano diverse. Aveva fatto anche una richiesta: quanti del PD avrebbero votato a favore dell'indipendenza? E l'anno scorso, andatelo a vedere, la trovate su Repubblica.it, era il 33% degli elettori che dichiaravano a favore del PD che erano d'accordo per votare in favore dell'indipendenza. Scusi, ma lei che c'ha da dirgli a Salvini? Anche l'ultima volta è stato per lungo tempo proprio a parlarlo in un incontro pubblico, se l'è preso da parte e ha continuato. L'ho sentito anche oggi, posso dire anche questa cosa. Quindi, telefonata privata. Ci siamo scambiati un paio di SMS.
Perché? Perché lo diciamo, noi siamo aperti anche con Flavio Tosi, anche con la signora Moretti abbiamo spiegato qual è il nostro punto. Noi non abbiamo una esigenza di conservare una posizione di potere perché non abbiamo il potere. Quindi, tant'è vero che con tutti gli interlocutori abbiamo detto non vogliamo discutere assolutamente di assessorati, di questioni della regione, non vogliamo. Vogliamo porvi l'attenzione, richiamare la vostra attenzione su un tema, che il governo democratico col punto di domanda non ci fa votare, noi vogliamo che i veneti, e la questione è anche di benvenuto sovranità, credo che su questo versante forse sei d'accordo, su tutti gli altri siamo su posizioni distinte. La questione di sovranità interpretata in modo diverso, è giusto o non è giusto che i veneti si esprimano su questo tema? Al di là dei sondaggi come un referendum. Allora, il referendum l'abbiamo presentato dall'esterno del Consiglio regionale e poi è stata votata la legge che porta il numero di legge 16 del 2014, non ha avuto le delibere attuative, ha avuto delle difficoltà, un sacco di problemi. Però facciamo o non facciamo votare i veneti? Questo è il punto. Quindi con Salvini, per stare alla sua domanda, noi abbiamo chiesto, come a tutti gli altri, abbiamo dato la disponibilità a discutere anche di alleanze, quindi sono pronto eventualmente a valutare una posizione diversa dalla mia candidatura se qualcuno ci consente di accelerare i tempi per arrivare comunque ad una consultazione, e lo dico qui davanti alle telecamere, che deve essere fatta anche, mi consenta, ho finito, che non si sia già chiuso un accordo con la Lega, o no? No, ma non è un accordo, è un accordo su un tema. Consultazione che si sarebbe potuta già fare, no, se anche la giunta regionale avesse avuto la forza, il coraggio, l'ambizione, la capacità di indire comunque il referendum, la cui legge 16 è stata impugnata ma non dichiarata sospesa, mentre la Catalogna ha subito un'impugnazione e la sospensione immediata della legge. La nostra legge 16 del Veneto, quella che abbiamo scritto e portato noi e che poi hanno votato, grazie a Dio, per la spinta popolare, è stata impugnata l'8 di agosto dell'anno scorso dal governo, ma mai ne è stata richiesta la sospensione. Quindi, volendo, a colpe sicuramente il governo Renzi, secondo noi, perché l'ha impugnata, ma a colpe anche il governo del Veneto guidato da Zaia, che poteva comunque indire il referendum. E dice, ma c'è il rischio della spesa. Ma allora cosa si dà a governare? Cosa si è detto con Salvini oggi comunque? Che scambio di pareri ha avuto lei? Ma che noi siamo disposti a ragionare se loro appoggiano seriamente, al di là del loro progetto, perché Salvini ha Noi Sud, Noi Salvini, come si chiama? Quella roba là che riguarda tutta l'Italia, che a noi non ci interessa, perché a me, io ho indisponibilità a ragionare in modo così lontano da quelle che sono le esigenze di questo territorio. Però se dovesse esserci un'intesa sul diritto di voto immediato, riscrivendo la legge, questo è il punto nostro unico che ci siamo dati, riscrivendo la legge che, lei sa, il 28 di aprile sarà oggetto di un vaglio davanti alla Corte Costituzionale, dove io sarò lì a patrocinare le ragioni della non competenza della Corte. Aprile. Il 28 di aprile, ho detto, ho sbagliato. 28 di aprile. La legge sarà al 99,9% bocciata perché la Corte Costituzionale è organo di chiusura politica dell'ordinamento, si chiamano giudici ma hanno questa funzione, e noi diciamo, visto che sarà quasi certamente bocciata, riproponiamola come atto politico, perché l'indipendenza non è un fatto di tribunali o di corti, è un fatto politico. Ecco, scusami, se votassimo, se possiamo votare e il 58% o comunque una percentuale elevatissima dicesse sì, anche chi non vuole l'indipendenza, che potere contrattuale potrebbe spendere con lo Stato? Ma con quale Stato? Qual è lo Stato? Ma quale potere? Questo è contro i miei interessi. Qual è lo Stato? Qual è il Appunto, governo? non esiste più lo Stato. Chi è che comanda? Hai ragione. Chi è che comanda? Si dà l'idea che esiste una possibilità di una sovranità che nemmeno l'Italia, che la Grecia si mostra. In Grecia si mostra un paese che organizza un convegno che ci confrontiamo. Un attimo, Agostini, prego. Io volentieri. Perché è diverso. Ecco, sicuramente c'è una differenza sostanziale, ci spiega Morosin, ma insomma poi è a disposizione questa sottolineatura su tutti i siti che parlano poi di indipendenza tra autonomia e indipendenza. Ecco, non sono sinonimi. No, assolutamente, sono due realtà distinte. In una battuta, i francesi, lo Stato francese è, diciamo, la massima espressione dell'organizzazione amministrativa e quindi delle competenze ripartite tra lo Stato e le realtà locali, no? E il potere autriato, come si dice, octroyé, come dicono loro, diviso e ripartito, ma è un potere che appartiene allo Stato, quindi l'autonomia è un qualcosa di cui è titolare lo Stato, l'indipendenza è un qualcosa
che attiene alla titolarità di una sovranità di cui disponiamo noi. Te la riconosce uno Stato la sovranità, in quanto tale, ecco, in quanto appunto voi lo Stato rifiutate in questo senso qui. Fateci votare. Che l'autonomia sia una bugia, siete d'accordo? D'accordissimo. Perfetto. Non si otterrà mai l'autonomia di cui parla lui, tantomeno l'indipendenza in questo modo, perché è la famosa storiella dei 3 uomini in barca, no? La sapete. A Roma, per cambiare tutto, bisogna avere i 2/3 del consenso per riformare la Costituzione in quel senso. Quindi anche se Salvini va al sud, i 2/3 non li avrà mai il 66%, o no? È la storia dei 3 uomini in barca. C'è uno che rema e pensa che sia il Veneto. A un certo punto è stanco di remare tutto sudato, dice adesso basta, dice agli altri 2, remate anche uno di voi. E gli altri dicono sì, siamo in democrazia, votiamo, noi 2 abbiamo deciso che devi continuare tu. Il Veneto non farà mai nulla a Roma, la battaglia è persa, non ha i numeri, il 66% non ce l'avranno mai, ci vuole l'indipendenza. Decide il Soviet, i cittadini non contano nulla, decide il Soviet e la libera manifestazione del pensiero non parli a me di Soviet, su una consultazione, lasci parlare. I Soviet comunque era la rappresentazione. No, ma parliamo di cittadini e parliamo di autonomia. Poi dentro alle fabbriche c'erano i Soviet ed era uno strumento di controllo votare, vergogna non far votare la gente, votare, è gravissimo. Ma scherziamo, noi li facciamo votare creando un neo-autoritarismo, neocentralismo, state depredando la ricchezza dei cittadini, che rappresenta il anzi, PD, i sacrifici, il lavoro, i risparmi, io sono veneta quanto lei, ma state ragionando in termini di assistenzialismo. Ditegli che non siete più in grado di pagare le pensioni tra poco. Ditegli che non ha un'idea più interessante oltre quella dell'indipendenza. Ditegli che avete un debito pubblico di 80 miliardi all'anno crescente. Ditegli che l'Inps ha 50 miliardi di buco ogni anno. Ditegli che c'è un fallimento della disoccupazione aumentata al 12,7% e al 43,6% dei giovani. Il 43,6% dei giovani li avete lasciati a casa senza lavoro e 8 su 10 appena laureati sono costretti ad andarsene, altro che Job Act. Sei indipendente dentro o fuori dall'euro? Ma noi non abbiamo, noi abbiamo degli studi interessantissimi che dicono che avremmo tutti i dati compatibili con Maastricht, non avremmo problemi di deficit, non avremo problemi... Sono scaricate sugli altri? No, non parliamo a bisogna essere seri su ste robe qua. Abbiamo, scusa, i parametri di Maastricht sono dati Union Camere, beh, vengo studia un po', sei bravo a parlare, però non conosci i dati. Che questo allora, studia, io dico, no, studi i dati. Della nostra tradizione, di solito quando parliamo abbiamo studiato. I dati dicono, il resto sei bravo a parlare, sei bravissimo. Però dici le cose tipiche della sinistra. Io dico i dati sono dati che valgono per tutti. Il Veneto indipendente sarebbe esattamente in coerenza con tutti i dati e con tutti i parametri richiesti da Maastricht. Quindi può stare in Europa, anzi sarebbe un ottimo concorrente. Perché l'avvocato Morosin non è stato invitato al programma nazionale Porta a Porta come tutti gli altri candidati? Okay. Risponda perché c'è polemica adesso, risponda comunque Morosin. Tenendo conto che un'altra poltrona qui c'è, prego. Io intanto devo dare atto proprio di questo, che le televisioni locali sono un patrimonio importante perché è un atto di democrazia poter esprimere il proprio pensiero. E quindi sono grato a questo consorzio di reti televisive perché ci consente... Poi noi la mandiamo in onda su tutti i canali di riferimento. E quindi è gravissimo che un ente pubblico radio-televisivo che noi manteniamo col canone abbia posto un veto non sulla mia persona ma sul tema dell'indipendenza e quindi domani sera a porta da Bruno Vespa ci saranno 4 candidati del Veneto, non il quinto, ma il veto non è personale, ripeto, è che la questione dell'indipendenza non è stata ritenuta di interesse nazionale. Se il Veneto se ne va, chiedo io a lei e ai telespettatori, se il Veneto se ne va, vorrei vedere se non è di rilevanza nazionale o meno che questa Italia cada. Dire che non ha diritto di lamentarsi solo lei, perché non appropriarti una volta che ho un momento in cui possa... Lascia che ti dica questa cosa. È una vergogna, perché se fosse una televisione mantenuta come le televisioni private con la pubblicità, io potrei anche capirlo, ma sta violando non solo un principio di democrazia, sta violando delle precise norme statali. Qui ci dovrebbe essere l'autority per la comunicazione, dovrebbe esserci la commissione parlamentare di vigilanza, dovrebbe esserci il Consiglio della RAI che dovrebbe intervenire, perché è chiaro e scritto nella legge che oltre che la rigorosa par condicio in sede di periodo elettorale
anche in questa fase, proprio perché il servizio pubblico, io domani sera dovrei essere a porta. Mi è impedito di parlare, ma non è un veto personale, perché non si vuole che l'Italia conosca del tema indipendenza. Ce la prenderemo lo stesso, tranquilli. Però non è il solo, sottolinea anche per questo, non ci sono dubbi. Cristel, ancora qualche domanda? Come saranno le pensioni in un Veneto Stato indipendente? Come saranno le Questa è una domanda che pongono a tutti i nostri incontri. È semplicissimo. Veneto è l'unica regione italiana in cui i contributi previdenziali sono equivalenti all'uscita per la pensionistica. L'unico. Quindi se facciamo l'indipendenza il Veneto poi è in grado di pagare le pensioni. Se rimangono in Italia la pensione tra poco non la pagano più. Gli danno il bonus. Gli dicono intanto te ne do una parte e l'altra forse. C'è un piccolo dettaglio. Ce ne sono anche altri. Tante domande sulla sanità, infatti tutti chiedevano, ma è già stato risposto, quali saranno i programmi sulla sanità del Veneto indipendente? E poi, perché allo Stato italiano si parla di incostituzionalità solo per i privilegi ed invece su dignità, diritti umani, lavoro, tasse e busta paga non si parla mai? Eppure questi sono articoli della Costituzione e lo Stato su questo è incostituzionale. Questi sono temi di grandissima rilevanza, quelli della salute pubblica in primis, che tra l'altro sono pari all'80% del bilancio della Regione, bilancio che evidentemente ha bisogno di essere gestito con una certa oculatezza e con sapienza, perché non è che la nostra Regione, pur essendo dichiarata dal suo Presidente di eccellenza, sicuramente c'è una buona sanità, ma si dovrebbe fare molto di più. Io a volte porto l'attenzione sul fatto quando si dice ma da noi si riesce a fare una mammografia in 48 ore, sì, ma quando già c'è la patologia in atto. E il fatto è che quando non c'è una situazione di emergenza prescritta dal medico, di urgenza, sì. Di urgenza, ma allora hai già la malattia. Il fatto è che una normale mammografia, se tu la richiedi senza l'urgenza, ci vogliono 6 mesi. Allora tutto questo vuol dire aspettiamo la malattia per dire che sono bravo a dare la risposta. No, la prevenzione, l'educazione. Io ho un amico medico che è molto attento a questo aspetto qua, dice bisognerebbe parlare oltre che di diritto alla salute, di dovere alla salute, di educare alla salute, che vuol dire impegno a educare all'alimentazione. Quindi per rispondere alla domanda, quindi per rispondere alla domanda, noi diamo importanza vitale alla salute, che oggi non siamo tutelati adeguatamente, perché ci sono evidentemente grandi fette della popolazione veneta che debbono pagarsi il ticket. Noi vorremmo che la salute, come l'istruzione, fosse un diritto a cui tutti devono accedere senza pagare alcun ticket. Oggi questo non è possibile. Non è mica a costo zero la sanità. Esatto, è un costo, quindi vuol dire che ci sono cittadini che sono più tutelati e altri che non hanno alcuna tutela. Quindi abbiamo grande attenzione. Con le risorse di cui questo territorio è capace di dare produzione, noi avremmo capacità di rispondere in modo eccezionale, di fare ricerca, di essere addirittura di attrazione in termini di salute per il mondo stesso, quindi fare business sulla salute, fare ricerca, fare investimenti. Voglio che risponda alla Regione. Cosa si fa delle trivellazioni in Alto Adriatico? C'è qualcuno che in questi studi si è già pronunciato? Cosa ha detto? Se lo fanno loro lo facciamo anche noi. Lei che cosa dice? Su questa io ho fatto un'esperienza in consigliere regionale 95-2000. Mi ricordo l'ENI mi sottopose un test, un quesito dove mi chiedeva se ero d'accordo o meno su questa. Io ero totalmente contrario, perché noi abbiamo la subsidenza, abbiamo già un'area, quella del Polesine, ma ci mancherebbe, la nostra ricchezza maggiore nel Veneto è il turismo, e siamo come presenze abbiamo il doppio delle presenze del Lazio, dove c'è anche il Papa.